Signore e signori, buonasera. Ciao. Diamo inizio ai lavori. C'è qualche piccola difficoltà perché dovrebbe arrivare l'elettricista della provincia. Si sente. Non si sente poco. No. Sono io che sono senza voce. Volevo dire, la Fondazione Sardinia compie 20 anni. Io sono un pezzo d'antiquariato per la Fondazione Sardinia, cioè sono stato il primo presidente di questa benemerita associazione, della quale parleranno vari oratori, ma puntati non verso la rievocazione del passato, ma per fare il punto sul rapporto attuale tra intellettuali e cultura sarda e Sardegna e istituzioni sarde. Il compito della fondazione, che è stata fondata in un periodo in cui poco si parlava delle fondazioni culturali, è stato quello di esaltare ogni soggettività sarda nella politica, nella cultura, nell'arte, in tutte le manifestazioni della vita. E secondo me c'è riuscita, tanto che su i temi, per esempio, della lingua sarda, dell'identità, della necessità di nuove istituzioni politiche in Sardegna, di tutto ciò oggi è diventato patrimonio comune. Io sono grato prima di tutto a tutti i soci, molti dei quali sono oggi relatori, oggi e domani. Sono grato soprattutto, oltre ai relatori, ai componenti della Fondazione, a tutti quei grandi intellettuali che ci hanno aiutato in tutti questi anni. Alcuni sono qua, la professoressa Nerede Rudas, per esempio, e il professor Remo Bodei, che è stato anche relatore in altri nostri convegni, e anche Nerede. Voglio ricordare anche quello che noi in una suggestiva cerimonia abbiamo definito Somine, cioè il patriarca degli intellettuali sardi, che è, come si chiama? Giovanni Lillio, che è socio onorario della Fondazione e ci ha sempre seguito in tutte le manifestazioni che abbiamo organizzato. Voglio ricordare anche Mario Melis, che è stato uno dei fondatori dell'associazione, della Fondazione, che abbiamo ricordato in un convegno di grande spessore con l'intervento di tanti relatori, italiani e stranieri. A proposito di italiani e stranieri, ci sono stati molti intellettuali che sono venuti anche da molto lontano, come lo scozzese Martin Clark, che è venuto per illustrare un libro di un nostro socio, e tante altre attività dalle quali parlerà più diffusamente Salvatore Cuetu, che è stato ed è ancora direttore della Fondazione, sia sotto la mia presidenza che sotto la presidenza successiva di Bacchisio Bandino, che è qua presente, che terrà una sua relazione. Io
Con queste poche cose ho introdotto i lavori. Ora la parola dovrebbe andare a Federico Francioni, a Salvatore Cuveddo, che parlerà appunto scusate, io leggo poco perché che parlerà per il 20° della Fondazione Sardinia, un caso associativo di impegno politico e culturale. Grazie. Grazie. Gaetanino Vindice Ribichesu, primo presidente della Fondazione. E da vorriamo sul luogo in sardo, non tutto, ma mi pare giusto che a 20 anni di nascita della Fondazione Sardigna noi si sempre e spregavo a sosatiro de voi da in sardo incominciamo o sigheus a dubone d'impare. A me mi tocca da della Fondazione Sardigna in questo 80 anni. 80 anni, 20 anni, 80 anni, che se io trovo. Ma è un augurio per chi ha sighi da pusti di noi, sì. Però può arrivare a 80 anni, ho bisogno che cominciamo a chi pone di mezzo, non solo a figlio nostro, ma a nepote nostro spuro. E la prima idea della fondazione però è antica. L'idea della fondazione nasce di quando il Partito Sardo era incominciato a crescere. Questa cosa che noi non ha resonato è che i sardos si disunti si schidavano prima dei italiani. La prima autonomia è finita prima della prima repubblica. O no? E la prima autonomia è finita quando i sardos hanno tornato a votare sul Partito Sardo. Solo che sul Partito Sardo ha sprecato l'occasione. Ecco, quando voi incominciate, a incomincio del 84-85, nasce questa idea di vai ad un centro studi che deppia da tornare a pensare sul sardismo e preparare il suo squadro sardista. Questa fu una proposta che ho fatto da una persona, se non che non essere a nulla. Finché quando non si è arrivato noi a segreteria del suo Partito Sardo nel 1990 e in occasione dei 70 anni di nascita e di vita del suo Partito Sardo e fatto in tempo, in questo 7 mesi, a pone d'impare una commissione cultura che, quando il suo partito fu cominciando ad andare a trotto, ha deciso di si trasformare in fondazione ed essere autonoma del suo partito. Ecco, quando Ribichesu ad appena che noi siamo nasci con mente fondazione, con una sensibilità politica, quando in Italia non si è indagata la fondazione. In sul 91 sono partiti cretiano ancora dei sedissos a comprendere questa società e a governare questa società. E noi Maria Giovanna, se chiede accostare ai nove, mi supposto. Grazie. Quindi quando noi abbiamo incominciato, l'idea già bideiaus che questo partito non furono più in grado di pensare e amministrare come ente di pianta vaide e sa Sardegna. E quindi la fondazione nasce di come gruppo di intellettuali di medazenias e de medas appartenenzias chi tente commente obiettivo principale si studio della Sardegna. L'articolo 2 della fondazione narra del statuto della fondazione. La fondazione ha per scopo promuovere iniziative di studio, convegni e ricerche sull'insieme delle problematiche economiche, culturali, sociali, politiche della Sardegna, anche politiche della Sardegna. Sulle sue espressioni organizzate in Sardegna a livello europeo e extraeuropeo e promuovere e coordinare iniziative di formazione culturale, civica e politica degli operatori interessati ad approfondire il complesso delle tematiche riguardanti la Sardegna, anche istituendo appositi centri territoriali.
attuare tutte le iniziative tendenti ad incrementare la presa di coscienza e il diretto protagonismo dei sardi verso obiettivi di autoconsapevolezza e protagonismo economico, sociale, politico e culturale. Il primo presidente della Fondazione è stato Vindice Ribichesu per tutto il periodo che siamo rimasti in via San Lucifero. Dopo il trasferimento in piazza Santo Sepolcro 5 lo ha sostituito l'allora vicepresidente Bachisio Bandino. Placido Cherchi ha preso il posto di vice. Siamo insieme da 20 anni, che per un'associazione culturale e di sardi è un traguardo già esso stesso di un certo rilievo. Veniamo da appartenenze differenti, in molti casi multiple. Tra noi ci sono politici di professione, sindacalisti e intellettuali, docenti universitari, dirigenti statali, insegnanti nelle superiori, giornalisti, artisti e liberi professionisti, laici e cattolici e anche un sacerdote, sardisti, federalisti, indipendentisti. Sono presenti le specializzazioni più varie, ma tutte nel campo delle scienze umanistiche dove si copre tutto lo spettro delle competenze. Attualmente abbiamo parlato dei nomi della Presidenza, il direttivo è composto da Gianfranco Contu, Piero Marcialis, Giacomo Meloni, Giorgio Murgia, Vindice Ribichesu che è past president e Piero Marras. I soci Giovanni Liliu, Michele Columbu, Giovanni Battista Columbu, Federico Francioni, Italo Ortu, Maria Teresa Pinnacatte, Mario Puddu, Vanni Tola, Pietro Pintori, Paolo Pillonca, Maria Teresa Pinnacatte e della Fondazione è stato socio anche l'onorevole Mario Melis, che ricordiamo con simpatia e affetto. I soci si quotarono inizialmente per 1 milione di lire a testa, che era una bella somma 20 anni fa. L'articolo 60 della legge regionale numero 1 del 1990 permetteva contributi intorno all'80%. Sarà di nuovo così anche con l'attuale legge, la legge regionale 14 del 2006. L'intensa attività iniziale, mista al costo della sede in via San Lucifero, prosciugò presto la pur notevole cifra iniziale. In Sardegna mancano degli imprenditori privati così liberali e lungimiranti in termini di cultura patria da porsi la prospettiva e l'ambizione di finanziare un progetto culturale. Su un totale di circa 1 miliardo di attività complessiva nei 20 anni, i soci della Fondazione hanno messo di proprio circa 200 milioni di lire. Come hanno fatto? Salvo poche liberalità esterne, abbiamo versato nelle casse dell'associazione il corrispettivo dei servizi resi in varie occasioni alla Presidenza della Regione e all'assessorato, soprattutto nel monitoraggio triennale della legge 26 nelle iniziative per Sadie della Sardegna. Il curriculum che descrive le attività dei 2 decenni riempie di scrittura fine 5 pagine di fogli A4. Grazie alla giovanile passione per la registrazione filmata di Andrea Meloni, poi diventata professione e cura sistematica di ogni iniziativa, gran parte di ciò che abbiamo fatto sono ripercorribili in testo e in video nel sito www.fondazionesardinia.eu. Anche quello che stiamo vivendo in questo momento, a metà della settimana prossima, chiunque può rivederlo nel sito. Dal produttore al consumatore, quindi. La Fondazione ha tenuto seminari di studio per giovani e non giovani, ha condotto ricerche mirate su alcuni settori della vita economica e sociale della Sardegna, ha sollecitato e finanziato progetti di studio da parte dei giovani talenti, ha provveduto a diffondere i risultati delle sue ricerche con manifestazioni pubbliche, pubblicazioni e presentazioni di libri. Ha inoltre collaborato con altre associazioni culturali per una migliore divulgazione dei temi trattati. La stampa ed in genere il sistema dei mezzi di comunicazione di massa ha di volta in volta dato ampio risalto alle manifestazioni della Fondazione, che sono state sempre seguite da un pubblico folto e attento. Alcuni dei materiali prodotti costituiscono già da ora oggetto di ricerche per studiosi e studenti per tesi di laurea e altre opere. Inoltre la Fondazione sta ordinando archivi, documenti fotografici sulla storia dell'autonomia della Sardegna, avendo avuto in dote l'archivio storico del Partito Sardo, dal 1943 al 1986, tutto l'archivio personale di Titino Melis,
alcuni fondi personali di dirigenti sardisti e recente il dono prezioso della lunga intervista a Paolo Pili, il leader del sardofascismo, donatoci dallo storico professor Leopoldo Ortu e che è già disponibile nella lettura e nell'ascolto nel nostro sito. Da tutti questi archivi e documenti sono stati già tratti materiali per studi già pubblicati o di prossima pubblicazione. Quali sono i caratteri dell'intervento culturale della Fondazione Sardinia? 21 anni fa c'erano ancora i partiti, scricchiolavano già, ma pretendevano di interpretare la situazione e il cambiamento sociale. Quanto ho appena detto ha portato noi alla conclusione alle quali sono arrivati successivamente numerosi raggruppamenti politici e non pochi uomini politici, cioè all'istituzione di raggruppamenti di uomini dediti all'analisi e al confronto sulla realtà sociale, economica, culturale e politica in movimento. Quindi noi in Sardegna siamo arrivati tra i primi a capirlo, ma non tanto per merito nostro, ma perché i sardi anticiparono la crisi della Prima Repubblica con la crisi della prima autonomia, nel 1978 appunto, e da qui il terzo sardismo. Secondo dei caratteri del nostro intervento culturale, considerare la Sardegna come location sufficiente, come luogo e tempo sufficiente per offrire significato all'operare e senso al nostro essere nel mondo in quanto operatori di cultura. Abbiamo studiato la Sardegna della grande trasformazione epocale degli anni 60 e 70, nei suoi risvolti storici, politici, culturali, identitari e religiosi. Approfondendo le complesse e biunivoche relazioni tra il locale e il globale, non abbiamo avuto remore nel fare nostra la tranquilla consapevolezza che pensando e agendo dentro la Sardegna e per la Sardegna lavorassimo per il benessere del mondo tutto. Ci piace ricordare la nostra partecipazione alla formazione e all'applicazione della legge regionale 26 sulla lingua e la cultura sarda, alla legge e alla gestione e al coordinamento di Sadia de Sardegna, e quindi il nostro bellissimo lavoro con le altre associazioni di Cagliari, di Sassari, di tutta la Sardegna per la diffusione nelle scuole e nei comuni dei valori di Sadia de Sardegna. Ci siamo impegnati per la formulazione dell'ordine del giorno voto sullo Statuto della Sardegna nel 2010. Ci stiamo impegnando, abbiamo fatto un convegno quest'anno per il recupero del concilio plenario sardo, stimolando la conferenza episcopale a occuparsi dei valori della Chiesa di Dio che in Sardegna al nostro interno ci sono alcuni cattolici, ma assumiamo la tematica come problematica culturale complessiva, come valore complessivo, e siamo impegnati da quasi 15 anni per portare a termine l'assemblea e per dare compimento all'assemblea costituente del popolo sardo. Terzo valore, il lavoro intellettuale espresso da operatori di opinione pubblica in rapporto con la società sarda, in particolare con i suoi aspetti più problematici e dolenti. Nel breve comunicato con il quale abbiamo presentato a questo convegno abbiamo scritto che tutti producono cultura, perché la produzione culturale è produzione materiale ed è prodotto esposto al pubblico. Con questa precisazione abbiamo affidato a noi stessi quel segmento di ruolo che ci colloca tra gli operatori presso l'opinione pubblica al pari, ed essendo noi stessi dei giornalisti, opinionisti, economisti, sociologi, antropologi, filosofi e via dicendo, insegnanti, scrittori. Quarto punto di riferimento, vogliamo restare fuori dall'ideologia, disponibili con tutti coloro che vogliono discutere e fare, e discutere per fare, ma pure gelosi della nostra autonomia di giudizio e di azione, che per noi è valore non negoziabile, presupposto della libertà che chiediamo anche per la Sardegna e per il suo popolo. Un esempio di questa nostra autonomia. All'interno della Fondazione, come per altri fenomeni, si è studiato e scritto del fenomeno iniziato all'inizio di questo millennio, cioè del surismo. Quasi nessuno sa che la Fondazione, pur sollecitata dalla visita di 3 autorevoli personaggi, Melis, Soddu e Macis,
Non partecipò al coordinamento delle associazioni che sponsorizzò la candidatura e la successiva elezione del candidato presidente, ma ciò nonostante, privi di servo encomio, abbiamo continuato e continuiamo volentieri a collaborare con i passi successivi di quella esperienza. Ultimo valore: la centralità e la passione per la Sardegna e per la sua coscienza infelice, per offrire senso e speranza e per risolvere, agendo nei molteplici campi in cui operiamo, per risolvere il tema della coscienza scissa e del bisogno storico del nostro popolo di realizzare una compiuta realizzazione nella propria terra, dato che non abbiamo ancora nella storia quel protagonismo che ci rende protagonisti e quindi liberi. Cosa ci aspetta? Non tocca a me in questa fase del convegno anticipare quello che sarà il frutto del convegno. Ci attendono la continuità dei nostri programmi, ci attende nel 2012 probabilmente l'organizzazione dell'Assemblea Costituente, ci attende, ne parleremo successivamente, una rivisitazione del grande dibattito avvenuto 100 anni fa, il primo grande dibattito sulla Sardegna inserita nell'Unità d'Italia, avvenuto a Roma nel 1914, ci attende probabilmente un dibattito, la ripresa del dibattito serio della Sardegna nel rapporto con l'Italia, ed è il centenario dell'inizio della Prima Guerra Mondiale e il ruolo dei sardi in essa. C'è un conti tra noi e l'Italia che ci attende e che ci attende a livello culturale. Questa è una delle occasioni da cui continueremo il nostro cammino. Grazie. Grazie Salvatore. Volevo ricordare anche la